Ciao a tutti! Il mio nome è Lea, mi chiamo Lea e questo è il mio primo video su YouTube. Insomma, ho postato altri 2 video, ma questo è il primo video del genere e è una specie di video di presentazione di quello che potrà essere il mio canale, più o meno si spera. E comunque presentare un attimo me. Ho da sempre voluto aprire un canale YouTube perché circa dal 2013 ho iniziato a vedere passivamente, proprio passivamente, certi video, appassionarmi di certi canali e quindi ho sempre voluto aprire anche un canale. Ho già postato dei video ma erano bruttini. Comunque circa da un mesetto mi è venuta l'idea proprio sì, vai, proprio vai, partiamo. E comunque bene il mio canale, che dire di me. Sono una ragazza, come vedete, mi piace truccarmi, beh in questo momento sono truccata ma non troppo, della serie che a volte quando dipende dalle occasioni di come devo uscire della serie che mi posso truccare, ma truccare, cioè questo è il mio trucco abituale più o meno, che della gente può dire che è pesante, della gente no, secondo me è normale. Comunque questo è il mio trucco abituale, trucco kawaii, vabbè. Poi beh, un'altra cosa che mi piace, che probabilmente parlerò in questo canale, sarà la moda, cioè o meglio la moda. So, video haul o cose di questo tipo, perché nel caso quando ho la possibilità mi piace fare shopping e comprare nei negozi che si trovano più o meno in tutta Italia, tutto il mondo, tutta Europa, tipo H&M, Bershka, Pull&Bear, Zara, ma anche, non so, Tiger o negozi di questo tipo, perché comunque come dice mia mamma, sono una che piace spendere i soldi. E poi, beh, che dire di me, sono una che mi piace viaggiare se potessi, o comunque vacanze di Natale e vacanze di Pasqua sempre si fa un viaggetto e più o meno sempre riguarda la montagna. Devo andare a Natale? Beh, in montagna, no? Devo andare in estate, una settimana in montagna o 2 settimane in montagna, in un posto o nella nostra casa in montagna o non so, in Austria. Oppure scegliere una città. Sono una che mi piace viaggiare in generale e ovviamente, beh, anche se Londra per dire l'ho vista 1000 volte, da sola con i miei o con la scuola, così. L'ultima volta è stata nel 2011 e ovviamente, non so, c'è questa cosa, questo processo nella mia mente che anche se una città, o Innsbruck ad esempio, l'ho vista almeno 10 volte, niente, tac, dal momento che vado, anche se sono già sull'aereo, sono già a 10 km di distanza, cosa abbiamo fatto? Non mi ricordo niente, è un processo che la mia mente secondo me fa apposta, così mi tenta, mi invoglia a ritornare in quella città, anche se ma l'hai già vista altre volte? Non importa. E, vabbè, a parte quello, a parte viaggiare in sé, mi piace molto la cultura, io sono molto aperta, infatti mi piace molto la cultura inglese, tedesca, americana per certi aspetti e sono una appunto anche legata a queste culture, quindi e anche dal fatto della mia dipendenza internet, social network, tutte queste cose, ma anche YouTube, riguardo la maggior parte del mio tempo speso su internet è roba che è in inglese, quindi io assumo dei certi termini anche da come parlo, a volte certe cose che sono inglesi, linguaggio interno, come dire, e ho certe cose e mi piacciono certe cose, le mie influenze derivano perché vedo certi video su internet, quindi che bello, lo voglio comprare anch'io, solo che tipo in Italia non esiste, o queste cose qui, oppure in tedesco, che io sono deviata per qualunque cosa provenga da qualcosa di cultura tedesco, quindi Germania, Austria, Svizzera,
Liechtenstein, Südtirol, ma anche nord, più è meglio. Questa è la nuova tecnica, no? Più è nord, più è meglio, nord, più è meglio. Più si va a nord, più vabbè. Sì. Della serie, cosa c'è a nord della Germania? Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Islanda, vabbè. Quindi si riduce a Svezia e Norvegia e le adoro entrambe, ma per certe ragioni, che magari vi spiegherò più avanti, preferisco la Norvegia. Cioè, non so mai cosa preferire, seriamente, tipo, neanche 50-50, tipo 80-80. Ripetiamo, però la Norvegia per certe ragioni è sconosciuta, ma che magari sicuramente vi spiegherò. Ah, guardate, c'è anche la bandiera della Norvegia. Proprio, ecco, vedete? Se volete sapere di più sulla bandiera della Norvegia, mettete un pollice in su. Mettete un pollice in su per sapere la storia dietro quella bandiera norvegese. E a parte questo, beh, mi piace il cibo, quindi magari vi farò, vi porterò con me in dei vlog, oppure vi farò vedere, per esempio, piatto del giorno, queste cose qui, perché mi piace molto il cibo, nel senso scoprire il cibo di dove vado io, quando vado in dei posti tipo Amsterdam, Vienna, e poi sport invernali, la mia vita sono gli sport invernali. Come dicevo, mi piace la moda, ma quando sono in casa proprio, magari però questo no, nel senso il sopra è normale, però dei pantaloni della tuta, e quindi it's not my fault, I like to wear like this. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Scusate se a volte guardavo in basso, ma avevo un foglietto, insomma, che mi sono appuntate alcune cose. E così, e niente, l'unica cosa... No, ricordatevi, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, commentate, e vi lascerò tutti i miei social qua sotto, e sempre se volete sapere qualcosa in più con la bandiera norvegese. La 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 la, ciao!